Continuano a crescere i numeri della pandemia da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, aumentano i posti occupati in terapia intensiva e negli altri reparti, intanto i prefetti si preparano per le manifestazioni No Green Pass. È morta pochi giorni dopo essere stata liberata la gattina Nina, 10 anni incatenata ad una scatola, troppo gravi i problemi di salute riscontrati dalle guardie dell'OIPA. Il proprietario è accusato di maltrattamenti. Primo giorno per presentare le candidature per le elezioni comunali di inizio ottobre, 38 i comuni al voto, 4 sopra i 15.000 abitanti, a Pordenone tutti i big già in campo, a Trieste ancora no, termine domani alle 12. Inaugurata la nuova pista ciclabile delle Paco che collega la frazione con il centro di Udine, quasi 500.000 euro la spesa del comune, il sindaco Fontanini opera per la sicurezza di ciclisti e pedoni. È ufficiale l'avventura di Massimo Paci sulla panchina del Pordenone è già finita, fatale la sconfitta per 5-0 contro la Spal, venturato in poli, il nuovo mister sarà annunciato domani. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. 2 decessi con Covid. In Friuli Venezia Giulia aumentano anche i numeri delle persone in terapia intensiva, che salgono a 13, 2 in più, una donna di 93 anni con patologie pregresse ricoverata all'ospedale di Pordenone e un uomo di 88 anni all'ospedale di Udine. 49 gli ospedalizzati in altri reparti. Su 1.487 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici eseguiti sono stati rilevati 38 casi, di cui 3 migranti, 1.099 le persone in isolamento. Questi dati aggiornati ad oggi per quanto riguarda la pandemia in regione. Le stazioni ferroviarie sono sotto massima sorveglianza a Trieste, Udine e a Pordenone in vista delle manifestazioni Novax prevista in particolare giovedì con il possibile blocco dei convogli. 3 le stazioni ferroviarie in Friuli Venezia Giulia dove mercoledì 1 settembre andrà in scena la protesta dei Novax intenzionati fino a fermare i convogli per protestare contro il Green Pass, Udine, Pordenone e il capoluogo giuliano. A Trieste il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico si è riunito venerdì per fare il punto. Non ci sono al momento situazioni di allarme, fa sapere il prefetto Valerio Valenti. Al momento è stato disposto un incremento di forze dell'ordine di 20 uomini a supporto del personale già operativo. Nel caso la situazione evolva nelle prossime ore con scenari di criticità, il Comitato si riunirà immediatamente per assumere decisioni sul momento. A Udine il Comitato invece si riunisce domani mattina nella sede del Palazzo del Governo, mentre a Pordenone una vecchia ordinanza prefettizia vieta già qualsiasi tipo di manifestazione all'esterno della stazione ferroviaria. Questo dovrebbe disincentivare i Novax nell'organizzazione di qualsiasi tipo di sit-in. Anche nel Friuli occidentale la situazione è comunque sotto controllo ed è costantemente monitorata, così come da indicazioni ministeriali. Nessuna irregolarità registrata sul fronte Green Pass nel fine settimana a Udine, ma la Polizia di Stato ha denunciato 2 uomini per spaccio di droga, mentre un terzo è finito in carcere per lo stesso reato. 197 persone identificate, 3 denunciate a piede libero e 1 arrestata. È il bilancio dei controlli della Polizia di Stato di Udine nella giornata di ieri nel capoluogo friulano. A finire in manette un cittadino pakistano di 34 anni che alla vista degli agenti si è liberato di mezzo panetto di hashish pronto per lo spaccio. Un connazionale 28enne senza fissa dimora è stato invece denunciato per lo stesso reato perché trovato in possesso di 18 grammi di hashish. Gli sono stati sequestrati anche 121 euro provento di attività di cessione di stupefacenti. 2 cittadini pakistani infine sono stati sanzionati per ubriachezza e 1 denunciato per inosservanza del DASPO urbano. Famiglia senza casa a Udine a seguito di un incendio scoppiato accidentalmente nel tardo pomeriggio, ingenti danni causati dalle fiamme e dal fumo. Pesanti le conseguenze di un incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un'abitazione singola in via Savona a Udine. Le fiamme sono scoppiate in una stanza al primo piano per poi estendersi a tutti gli altri vani.
La famiglia, composta da padre, madre, figli e una nonna, per un totale di 8 persone, è riuscita a mettersi in salvo per tempo. Tutti sono stati controllati dal personale sanitario giunto sul posto con un'ambulanza e con un'automedica. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato o ustionato. I vigili del fuoco, intervenuti con 4 mezzi e l'autoscala dalla sede centrale, hanno domato rapidamente le fiamme. La casa non è agibile e le cause del rogo sono in corso di accertamento. È morta nelle scorse ore la gatta Nina, sequestrata dalle guardie zoofile dell'OIPA di Pordenone la scorsa settimana a Porcia, dopo essere stata tenuta per 10 anni alla catena dal proprietario. La sua storia aveva indignato moltissime persone. La sua storia aveva indignato tantissime persone e si è conclusa nel modo peggiore. La gatta Nina, dopo 10 anni alla catena, era stata soccorsa la scorsa settimana dalle guardie zoofile dell'OIPA di Pordenone che l'avevano sequestrata in una casa di Porcia dopo una segnalazione anonima. La micia, che viveva con la catena al collo in uno scatolone, però era già in condizioni critiche e nonostante fosse stata affidata a una clinica veterinaria è morta nelle scorse ore per complicazioni dovute al suo provato stato di salute. Il proprietario, che deteneva anche uccelli da richiamo senza cibo né acqua in spazi angusti, è stato denunciato alla procura per maltrattamento di animali. Ora la sua posizione potrebbe ulteriormente aggravarsi. Sul corpo della gatta sarà effettuato un esame dall'istituto zooprofilattico. Purtroppo, come hanno raccontato le stesse guardie dell'OIPA, la situazione ai loro occhi era apparsa subito grave. Sembrava che Nina potesse riprendersi, ma così non è stato. Approfittano della gentilezza altrui per sottrarre costose biciclette di marca. Questo è quanto è avvenuto ieri ai danni di un ciclista amatoriale che si è visto sottrarre sotto gli occhi una 2 ruote da 3.000 euro. Diabolico il piano architettato da 2 persone messo in atto da un finto ciclista che aggancia le vittime lungo la strada. Gli hanno sottratto la sua bicicletta professionale in fibra di carbonio da 3.000 euro con l'inganno, approfittando della sua gentilezza. Il furto ben congegnato è avvenuto ieri mattina a San Daniele del Friuli, ma ha avuto inizio ben prima lungo i dolci saliscendi del Friuli collinare. Diabolico il piano messo in atto ai danni di un appassionato di Santa Maria Longa, una tecnica talmente elaborata che la stessa vittima, dopo aver fatto denuncia ai carabinieri, ha deciso di renderla pubblica al fine di mettere in guardia tutti i potenziali amanti delle 2 ruote a pedali. Fate attenzione, soprattutto se girate solo in bici, avverte Paolo, il malcapitato. Ieri sono stato affiancato da un uomo sulla quarantina di presunta nazionalità argentina. Dopo un paio di chilometri assieme mi ha spiegato che quella che stava usando era una bicicletta di riserva perché la sua costosa Pinarello aveva un problema alla ruota posteriore e al cambio. Quindi, visto che abitava a San Daniele ed eravamo in zona, mi ha chiesto se potevo aiutarlo a rimetterla in sesto. Ci siamo fermati in un sottoportico dove si è presentata la sua presunta sorella, cui ha affidato la bicicletta di scorta. La ragazza, con naturalezza, è montata in sella ed è sparita. Abbiamo aspettato assieme alcuni minuti e poi, con una scusa banale, mi ha fatto allontanare una decina di metri dalla mia 2 ruote. Proprio in quel momento è salito velocemente sulla mia e si è allontanato anche grazie alla strada in discesa. Il sindacato SIULP della Polizia denuncia una situazione non più gestibile per quanto riguarda la rotta balcanica Trieste. Siamo spesso costretti a farci carico anche dell'alloggio dei migranti perché le strutture non hanno più posto. Quando ci sono i grandi flussi e le strutture di Trieste sono sature, il peso dell'accoglienza dei migranti ricade sulla polizia di frontiera che, oltre al fotosegnalamento, si deve occupare dell'ospitalità dei richiedenti asilo nella caserma di Fernetti. La denuncia del SIULP, il sindacato italiano unitario lavoratori polizia. A creare difficoltà sono stati 280 migranti in 3 giorni. Recenti massivi rintracci di queste ultime settimane hanno messo in seria crisi dal punto di vista logistico le strutture della città, così che la Polizia di Stato, l'amministrazione, si è dovuta far carico anche dell'ospitalità per un paio di giorni alla fine delle doverose procedure di identificazione dei migranti. E i poliziotti lo hanno fatto in ossequio a quel principio di solidarietà con grande abnegazione, come sempre aprendo il cuore. Il sindacato aggiunge che la situazione genera tensione anche tra i migranti che si trovano obbligati a rimanere in spazi stretti per diversi giorni. Il SIULP denuncia questa realtà da anni e le risposte dell'amministrazione sono state quelle di raccontare il fenomeno migratorio come temporaneo o stagionale quando gli arrivi dalla rotta balcanica sono costanti anche nei mesi invernali.
Infortunio sul lavoro a San Giovanni al Natisone, un operaio che stava tagliando l'erba all'esterno di un'azienda è rimasto appunto vittima dell'infortunio, ha riportato il taglio di 2 dita. Bottino invece di oltre 80.000 euro per 3 furti messi a segno nel fine settimana in 3 abitazioni di Udine, Reana e Fagagna. I ladri hanno rubato monili in oro, preziosi e denaro in contante. Svincolo della 4 chiuso in uscita e in ingresso di Meolo Roncada in direzione Trieste a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il sinistro si è verificato poco prima delle 9. Secondo una prima ricostruzione l'autotreno stava affrontando la curva quando si è imbarcato e ha finito la propria corsa appoggiandosi alla barriera laterale dello svincolo e a un palo della luce. Non ci sono feriti. Sul posto hanno operato 2 gru per rimuovere il container. Sono giunti anche il personale di Autovie Venete e la Polizia Stradale. Sono in corso di valutazione danni alla barriera. Si conclude alle 20 di questa sera la prima giornata per consegnare le liste e le candidature nei 38 comuni che andranno al voto il 3 e il 4 ottobre, domani entro le 12 il termine ultimo. Dei big manca solo Francesco Russo a Trieste che depositerà la lista domani mattina. Gli altri candidati hanno deciso di anticipare i tempi. Alle 8 di oggi si sono aperti i termini per consegnare liste e candidate per le elezioni nei 38 comuni del Friuli Venezia Giulia in programma il 3 e il 4 ottobre. 4 i comuni con più di 15.000 abitanti, Trieste, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Cordenons, dove, qualora nessuno dei candidati raggiungesse il 50% più uno dei voti, si andrà a ballottaggio il 17 e 18 ottobre. A livello di candidature, alle 18, a Trieste erano 6 gli aspiranti primi cittadini che avevano consegnato la documentazione, tra cui Roberto Di Piazza, sindaco uscente. Ne dovrebbero arrivare altri 4, tra cui il candidato del centrosinistra Francesco Russo. A Pordenone invece il quadro è già pressoché delineato con 3 delle 4 candidature annunciate. C'è l'uscente Alessandro Ciriani e il concorrente del centrosinistra Gianni Zanorin. Poi è stata depositata la candidatura di Anna Ciriani, mentre manca ancora quella di Vito Claut del Codacons. Previsti 4 aspiranti sindaci anche a Cordenons. Al momento hanno depositato Andrea Delle Vedove per il centrodestra, Paolo Peresson per il centrosinistra, Giampaolo Biesion per il Movimento 5 Stelle e manca l'avvocato Franco Zampa come indipendente. Infine c'è San Vito al Tagliamento, dove dovrebbero esserci 3 candidati con al momento 2 che hanno depositato le liste, Valerio Delle Fratte e Susi Centis. Il terzo dovrebbe essere Alberto Bernava per i cittadini. Come detto, il termine ultimo sono le 12 di domani, quando il quadro sarà completo ma provvisorio, in attesa di verificare che la documentazione consegnata, tra cui il casellario giudiziario anche degli aspiranti consiglieri e le firme al massimo 350 nei comuni più grandi, causa Covid, sia conforme con la procedura che dovrebbe essere completata in tempi rapidi, con l'estrazione dell'ordine nella scheda il 4 settembre. La carenza di segretari comunali in Friuli Venezia Giulia sono 50 per 250 comuni, rischia di rallentare le attività amministrative dei paesi. A lanciare l'allarme è il sindaco di Pozzuolo, Denis Lodolo, che per mancanza anche di personale tecnico non riesce a far partire i cantieri di opere pubbliche previste da oltre un anno. Avere i soldi nel cassetto e non poterli spendere per fare determinati interventi già programmati sul territorio. Quanto accade a Pozzuolo, dove il sindaco lancia un allarme. L'allarme è quello dei tecnici che mancano assolutamente dei tecnici nei nostri uffici comunali, come un po' in tutti i comuni. C'è questa migrazione verso la regione che praticamente assorbe un po' tutti i tecnici che potrebbero esserci anche nei nostri comuni. Poi l'altro tema fondamentale che ci manca è il segretario. Il segretario ormai è una figura che sta veramente rara in tutta la regione. Pensate che ci sono una cinquantina di segretari per 215 comuni, quindi siamo tutti più di 100 comuni ormai rimasti senza segretario e stiamo vedendo anche noi come Pozzuolo vivendo grosse difficoltà, perché è una funzione fondamentale, perché per fare la giunta, il consiglio e tanti pareri e tante cose serve assolutamente questa figura e bisogna che lì la regione faccia qualcosa per venirci incontro. È lunga quasi 1 chilometro la nuova pista ciclabile che collega l'Aipacco al centro di Udine. L'opera, che ha richiesto un impegno economico di poco meno di 500.000 euro, è stata presentata questa mattina.
Taglio del nastro questa mattina a Udine della nuova pista ciclabile che collegherà Laipacco con Via Butrio, nel cuore del capoluogo friulano. Abbiamo voluto realizzare quest'opera che è per i ciclisti ma anche per i pedoni, per permettere alle persone che vivono in quest'area della città di poter raggiungere il centro in sicurezza utilizzando la bicicletta ma anche a piedi. Qui c'è un impianto importante, c'è la pallacanestro, il calcio, siamo nella zona delle scuole anche. Quindi anche questo è un modo per dire ai ragazzini che se vogliono andare a scuola in bicicletta lo possono fare utilizzando questa struttura che dà loro senz'altro la massima sicurezza. Costo più o meno di 470.000 euro diciamo in generale, che comprende anche la progettazione, gli studi che hanno fatto. Ci troviamo appunto in via Laipacco, qui la pista ciclabile è stata costruita, sono 800 metri circa dal parcheggio fino in via Butrio. Inoltre qui, se vedete, c'è anche tutta una serie di accorgimenti tattilo-plantari per i ipovedenti, per i portatori di handicap o disabili. Abbiamo fatto anche una serie di rettifiche sui sottoservizi. Gli impianti telefonici sono stati rifatti, le linee telefoniche, ma soprattutto gli allacciamenti diciamo, col CAFC. Per quanto riguarda invece l'aspetto dell'elettricità, ovvero della luce, tutto l'impianto è stato già trasferito l'anno scorso nella parte che vedete a destra. Partita con 7 giorni di ritardo rispetto al 2020, la vendemmia dei viticoltori friulani La Delizia. Ormai ci ha spiegato il direttore Mirko Bellini, la raccolta è sempre più in balia del clima e dei cambiamenti climatici, fattore che va a sommarsi alla bolla speculativa esplosa con la pandemia. Vendemmia 2021 sotto buoni auspici è caratterizzata da quello che ormai è l'andamento climatico di questi anni, primavere all'inizio asciutte, successivamente un periodo piovoso, estati molto calde e adesso il clima si sta abbassando, siamo in ritardo rispetto all'anno scorso di circa 7 giorni con l'inizio della vendemmia, però un settembre che si preannuncia soleggiato ma fresco. L'annata è un'annata che si presenta non particolarmente ricca nel quantitativo dell'uva, è andato abbastanza bene nonostante i grossi problemi che si sono avuti di grandine, quindi un po' di prodotto in meno, la qualità la stiamo andando a analizzare. Gli ultimi 3 mesi c'è stata una ripresa dei mercati Italia-estero molto forti. Noi abbiamo suddiviso i mercati tra grande distribuzione e il canale Oreca e questo ci ha permesso di lavorare bene, però la bolla speculativa sul costo della materia prima si inizia a far sentire. Acciaio, la plastica, il legno con incrementi di prezzo dal 100, 150 al 200% sono degli incrementi troppo alti perché un sistema economico come il nostro li possa sostenere. Per il prosciutto di San Daniele i dati dell'estate 2021 sono migliori rispetto al 2019, lo conferma il direttore del consorzio Mario Cicchetti che attesta un più 15% di vendite con un export consolidato al più 30%. Sempre ampio spazio agli approfondimenti, alla conoscenza del prodotto, alle visite guidate in azienda e comunque una San Daniele che si è preparata al meglio per accogliere i visitatori che arrivano, che sono ospitati nel centro storico, nelle nostre osterie, nei nostri locali e quindi diciamo l'effetto San Daniele in bandita per gli ospiti è rimasto. Quindi, diciamo, questo è solo un assaggio perché per il 2022 ritornerà la vera aria di festa, ma come sta andando comunque anche dal punto di vista economico? Ma decisamente bene, diciamo che c'è un rimbalzo molto positivo dopo il difficile periodo che è trascorso nell'ultimo anno e mezzo. I dati dell'estate sono assolutamente positivi sia per quanto riguarda le vendite, le San Daniele che crescono più del 15%, l'export che si è consolidato, ha fatto addirittura un passaggio diciamo, nei mesi estivi maggio-luglio del 30% più. Diciamo che l'aspetto turistico anche nella nostra città è sensibilmente migliorato rispetto agli altri anni, diciamo che siamo tornati a situazioni migliori addirittura rispetto al 2019. Quindi diciamo che facendo gli scongiuri il futuro sembra meglio di quello che ci lasciamo alle spalle. È interessante dire che questa aspettando l'area di festa in realtà è un po'
l'inaugurazione di una serie di eventi che gradualmente ci porteranno fino a giugno 2022, quindi il Consorzio su tutte le attività che farà sul territorio prevalentemente nazionale, quindi iniziamo qui in Friuli, oggi a San Daniele, ma poi avremo altre occasioni nell'autunno in giro per l'Italia e poi in primavera anche quando svolgeremo i nostri eventi, un po' di promozione in tutto il nostro paese, di portare il messaggio e l'appuntamento appunto che si rinnova. Area di Festa 2022 sarà sicuramente un'edizione speciale che avrà tutta una serie di contenuti nuovi e anche diciamo di novità assoluta rispetto a quello che è stato il passato, che però appunto sveleremo strada facendo. Nuova vincita al Super Enalotto in Friuli Venezia Giulia, un giocatore ha centrato un 5 del valore di 50.770 euro a Pradamano in un'edicola di Via Nazionale. Intanto il jackpot è arrivato a 74,4 milioni di euro. In Friuli Venezia Giulia il 6 manca dal 2013, quando a Palazzolo dello Stella furono vinti oltre 53 milioni di euro. Avvio dei lavori per l'ampliamento della palestra di Talmasson su un'opera di 1 milione di euro che sarà conclusa entro un anno e che andrà a servire un bacino sovracomunale. In questo periodo è stato attivato l'inizio lavori dell'ampliamento della palestra comunale, un intervento di oltre 1 milione di euro che ci permetterà di avere una struttura multifunzionale con oltre 500 posti che oltre all'attività fondamentale della CDA Volley Talmasson, la nostra squadra di punta che gioca in Serie A2, permetterà tutta una serie di attività per le nostre scuole, per il nostro istituto comprensivo e anche una sala per l'attività motoria di preparazione. Quindi un importante progetto già partito e spero che terminerà entro un anno in modo da permettere poi una fruibilità complessiva per l'intero territorio nostro, ma non solo, anche per i comuni vicini, perché sarebbe l'unico impianto omologato per oltre 500 posti per fare eventi sportivi e non solo. Dopo mesi di didattica a distanza o lezioni in centri di fortuna, gli alunni di Cicconicco, Villalta e zone limitrofe potranno frequentare nuovamente la loro scuola completamente ristrutturata. La scuola elementare di Cicconicco Villalta, in comune di Fagagna, sarà aperta in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico dopo essere stata completamente ristrutturata. L'edificio è particolarmente caro alla popolazione del posto e dei comuni limitrofi, poiché intere generazioni hanno frequentato questa scuola che è stata ricostruita dopo il terremoto del 76. Una quindicina d'anni fa c'era stata una sollevazione popolare per scongiurare il rischio che la scuola chiudesse. Siamo orgogliosi di poter restituire ai bambini, alla comunità di Cicconicco e Villalta in particolare, una scuola ristrutturata dal punto di vista antisismico con un contributo ministeriale a cui si è aggiunto un intervento da parte del Comune con fondi comunali per l'impiantistica e con un altro contributo ministeriale per il risparmio energetico con la sostituzione dei serramenti. Per cui restituiamo un edificio praticamente nuovo in un momento in cui i bambini tornano in presenza. Sarà venerdì il giorno del test di accesso a medicina e chirurgia. In Friuli Venezia Giulia, tra le sedi di Udine, Pordenone e Trieste, saranno 1000 gli aspiranti medici. Sono più di 1000 i candidati che venerdì affronteranno il test di ammissione alla facoltà di medicina e chirurgia nelle sedi universitarie del Friuli Venezia Giulia, 431 a Udine, 361 a Trieste e 221 a Pordenone. Anche quest'anno i candidati svolgeranno la prova, uguale in tutta Italia, nella sede più vicina alla residenza, anche se l'ateneo prescelto per l'iscrizione dovesse essere un altro. Alla facoltà di medicina e chirurgia di Udine saranno ammessi 150 studenti, mentre sono 393, secondo i dati forniti dall'università, i ragazzi che hanno indicato l'ateneo friulano come prima scelta. Trieste ha invece programmato 180 posti per medicina e chirurgia e 40 per odontoiatria e protesi dentaria. Secondo i dati diffusi dall'ateneo, in totale sono 582 le presenze confermate al test di venerdì, che si terrà nelle sedi di Trieste e Pordenone. Per accedere alla prova sarà obbligatorio il Green Pass. Dopo l'intenso weekend ricco di appuntamenti, Mittelfest riprende la sua corsa con un lunedì che porta sul palco cividalese 2 prime assolute tutte italiane. Dopo che si è alzato il sipario di Mittelfest venerdì, la domenica del festival ha visto un programma davvero ricco che ha coinvolto in primis le famiglie e i bambini con gli spettacoli della giostra e i laboratori di circo.
Spazio anche alla danza con la prima assoluta alla chiesa di Santa Maria dei Battuti, un evento multidisciplinare in cui 2 performer, la ballerina Martina Tavano e il pianista Matteo Bevilacqua, si sono uniti in un'ode a Giuseppe Molinari, geniale musicista sacirese scomparso, un maestro della personalità scontrosa e irascibile, con innato talento nella composizione musicale, dal destino fatalmente tragico. Gran finale di giornata con il concerto della violinista moldava Patricia Kopitskaya e il pianista turco Fazil Say. Spazio anche alle iniziative per le famiglie con il ritorno del teatro di figura in collaborazione con il Centro Teatro Animazione di Gorizia, con spettacoli per grandi e bambini e con il circo nelle sue migliori declinazioni. Tra le proposte del territorio friulano ricordiamo Timpatiare, in prima assoluta l'1 settembre con la partecipazione di Tosca che interpreta alcune canzoni friulane. Carlo e Nadia studio intorno ad un incontro, dramma scritto dal giornalista Antonio Devetac, dal quale il Teatro Stabile Friulano ha tratto questo primo studio, per la regia di Claudio De Maglio. A Maniago ritorna protagonista la musica del Festival Vocalia, che dal 23 al 25 settembre proporrà al Teatro Verdi 3 grandi concerti blues con protagonisti Alex Britti, René Grandi e Matt Bianco. Per festeggiare i 20 anni, il Festival di Musica Internazionale Vocalia ha scelto 3 grandi artisti che animeranno il Teatro Verdi di Maniago, accesso con Green Pass dal 23 al 25 settembre. Dopo lo stop causa pandemia, la rassegna torna nella città del Coltello. Una edizione dedicata a uno sguardo un po' laterale al blues, perché partiamo con Alex Britti, che è conosciutissimo per le sue doti di bluesman. Poi abbiamo Irene Grandi con un progetto nuovo per questa cantante normalmente abituata al rock, perché lei ritorna alle sue origini con il blues, un programma Io in Blues, e chiudiamo in grande con i Matt Bianco, una band inglese, per dimostrare un poco quali sono le strade che ha seguito il blues successivamente alle origini. A sostenere il festival anche la Regione, per Maniago un'occasione in più per mettersi in vetrina. Vocalia è un festival di musica importantissimo per la città di Maniago e non solo, perché rappresenta un evento importante nel panorama delle attività culturali del nostro comune, della nostra città. Tra poco le notizie sportive. In primo piano è ufficiale, l'avventura di Massimo Paci sulla panchina del Pordenone è finita, è stata fatale la sconfitta per 5-0 contro la SPAL e il nuovo mister sarà annunciato domani. Grazie per l'attenzione, buona serata su Telefriuli.